Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Allora farò oggi unboxing incredibile, anzi l'unboxing degli unboxing, dei super unboxing, che cazzo ne so. Finalmente ho trovato, anzi mi sono comprato il mio idolo. Ho trovato finalmente, diciamo, una statua fatta bene, non è incredibile, infatti non costa cifre mostruose, anzi però è un'edizione limitata, numerata anche. Sono riuscito a beccarla a un prezzo giusto e me la sono portata a casa, ragazzi. Stiamo parlando della statua di Andriy Shevchenko. Sapete, il mio idolo, il giocatore che ho più amato, ma che già apprezzavo ai tempi della Dinamo Kiev. Da piccolino, come si dice, mi sono innamorato di un Dinamo Kiev Barcellona 4-0 con tripletta di Sheva, e da là ho capito che il mio amore calcistico era tutto per lui. Boh, raga, siamo qua a fare questo unboxing un po' così, un po' molesto. Io direi di partire. Intanto già qua vediamo qualcosa di bello. Limited Edition 1696 di 5000 e già si gode, e già godo. Eccolo qua raga, eccolo qua. Questo non so se forse questa è la stagione 2005-2006, quella subito dopo Istanbul e il pallone d'oro. Non so se è il gol contro l'Ascoli, non so perché mi diventa il gol contro l'Ascoli con questa risultanza, ma non credo sia quella con l'Ascoli. Allora aspetta un attimo. Adesso ho paura di far cagate, ho paura. Concedetemi un po' di paura, scusate un attimo. Non vorrei far casino, la preferisco. Mi lascio un po' di suspense. Sentite rumori molesti. Che caldo ragazzi, che caldo. Ok. Ovviamente la vediamo insieme, quindi speriamo non sia rotta. Ok. Ragazzi, eccola qua, Andriy Shevchenko, Limited Edition. Cioè, guardatelo, io sto già godendo, signori. Speriamo bene, speriamo che non sia rotta. Comunque nuova, me l'ha venduta come nuova, qua profilo di dita, piccole sculture. Andriy Shevchenko. Ok. Gol decisivo. Bene. Beh, ha fatto questa edizione limitata, è una cosa bella. Comunque questo è praticamente una piccola ditta che c'è anche Kakà, però Kakà è fatto un po' così, non proprio benissimo. Questo mi sembra fatto meglio, però vabbè. Insomma, che devo dire, Shevchenko, quindi in ogni caso mi manca una, adesso qua dobbiamo stare attenti a non rompere la scatola, che comunque me la devo tenere perché è pur sempre una limited edition. Speriamo bene adesso, ragazzi. Allora, qua abbiamo Andriy Shevchenko, questo la teniamo così sinceramente, che figata, che bello. Se lo sarebbe stato meglio quella dell'edizione 2004-2005 col pallone d'oro, però accontentiamoci. Adesso so che farò casino ragazzi, io gli unboxing siamo la cosa più mamma mia. Allora calma, come calma, non è difficile aprire una scatola, non sono cose impossibili, ce la puoi fare. Mamma mia, che sto anche morendo dal caldo, raga. Forse bisogna prima togliere qua. Ecco, magari. Bene. Eccoci. Tan tan ta tan tan ta tan tan ta tan. Pa pa ra pa pa pa. Eccoci qua, raga. Ce l'abbiamo fatta, signori. Solo la scatola vale tutto. Allora, togliamo via tutti i sigilli. Speriamo bene, ragazzi. Mi sto cagando addosso perché purtroppo è arrivato in ritardo e ha fatto 1000 viaggi. Oddio. Scusate raga, scusate, questa è tutta la mia abilità nel fare gli unboxing. Eccoci qua, aspetta un attimo, vai. Oddio, mamma mia, attenzione, che storta. Attenzione Beppe, attenzione. Ok, calma. Ok, questo possiamo anche toglierlo. Allora, cominciamo
questo diciamo il piedistallo, ecco, eccolo qua, 2006 Fanatico Figures, Manufactured Harley's Fanatico Figures Made in China, 1696 di 5.000, bene, mi fa molto piacere la cosa, perfetto, i signori, questa è l'action figure, cioè l'action figure, la statuina, sembra perfetta. Allora ragazzi, vediamo il dettaglio come la scarpa della Lotto, che in quel momento era quella la marca. Cioè, ragazzi, io sono piacevolmente soddisfatto. Shevchenko, numero 7. Cioè, guardatelo. Ci assomiglia anche tanto, raga, guarda che è spaventoso. Qua è tutto perfetto, controlliamo un attimo. Scusate che guardo non dalla telecamera. Mani perfette, che non ci siano scheggiature, perché comunque è nuova, chiaramente qualche imperfezione è normale. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Boh. Shevchenko, godo. Dovrebbe andare così. Penso sia questa la posa. Eccola qua, ragazzi. Signori, Andrei Shevchenko, guardate che roba, ciao fiori. Tanta robina, no, sono stragasato, raga, sono stragasato. Questo è il dritto, quindi è qua che deve andare per forza, cioè, non ci sono né santi e né madonne, così è perfetto. Dopo lo possiamo un po' spostare volendo, ma ok. Adesso un attimo solo, raga, tolgo un attimo la telecamera dal piedistallo. Eccoci qua, ragazzi. Ecco la statuina, che fiori, veramente molto molto simile. Non è chiaramente uguale al 100%, raga, ma cioè, non è una toy che costa 3.000 euro, però tu c'è i dettagli della scarpa, del muscolo, della maglietta, è spaventoso, è pazzesco. Cioè, è qualcosa di meraviglioso. Eccolo qua. Non è facile trovare di calciatori action figure barra statue. Cioè, la maglia è qualcosa di incredibile, cioè pazzesca. Eccoci qua. La possiamo vedere nel dettaglio. Poi anche una bella consistenza, cioè proprio si vede che comunque è fatta a mano, è qualcosa insomma di unico, tra virgolette, ecco. E Shevchenko entra nella bacheca quotidiana. Adesso vediamo dove metterla, perché non è che ho tanto spazio sinceramente, devo cercare di capire un attimo il come e il dove. Qua ripeto la scatola e si gode, raga. Raga, intanto l'unico posto è qua, ho tolto Vader e Thanos, e ho messo forse l'eroe più bello e più meraviglioso della history. Mamma mia, fa il suo effetto, è così, è veramente una figata, raga, Mamma come godo. E quindi ho rimesso Vader di qua, insieme al Vader, diciamo in edizione normale, c'è quello speciale, e qua il caro e buon Thanos, che comunque deve stare da solo perché è il Thanos più iconico della storia. Raga, un saluto dal Comendone veneziano, sono veramente iper soddisfatto. Fa il suo effetto, raga, cioè ve lo assicuro, è proprio tanta roba. Adesso con uno di Sheva, diciamo, a parte la maglia, ma comunque abbiamo Sheva qua, e la Sheva dell'Ucraina, eccoci qua. Poi vabbè, abbiamo il pallone d'oro, questo deve essere, diciamo, l'action figure secondo me, ma pazienza, uno dei rigori più belli della storia del calcio. E poi abbiamo lo Shevchenko, altro, diciamo, edizione Milan, ne ho parecchi, cioè diciamo che non ne ho pochi, sto pensando su qualcos'altro, ma non credo. E niente, raga. Quindi adesso presto, ragazzi, arriverà il video sulla postazione comandiana, facciamo una piccola panoramica. Ma presto arriverà il video dettagliato. Raga, vi saluto con l'Andriy Shevchenko, stagione 2005-2006, purtroppo l'ultima al Milan, a parte la parentesi del 2009. E
niente, questo è, diciamo, l'ultimo gol in Champions, se non sbaglio, con Lione, l'ultimo gol in campionato è contro la Fiorentina. Raga, un saluto dal commendone veneziano. Ciao! Raga, solo io posso fare gli unboxing storti. Eccolo qua nella posa giusta, quindi con, diciamo, il prato in avanti, ecco, il campo. Eccolo qua, adesso è perfetto. Scusate, raga, i vaneggi comendiani sono all'ordine del giorno. Eccoci qua. Andriy Shevchenko, 2005-2006. Raga, un saluto dal commendone veneziano. Ciao!